Tempo di Open Day nelle scuole agrigentine, il videogiornale al liceo Politi, l'intervista alla vicepreside Lea Bono. Ad Agrigento l'Open Day, la presentazione dell'offerta formativa e la volta del liceo Politi. La vicepreside Lea Bono. Grande soddisfazione oggi per noi perché vede il nostro istituto aperto proprio al pubblico in modo da poter mettere a conoscenza l'opinione pubblica della nostra offerta formativa, ed è grande soddisfazione sia per il grande flusso di gente che stiamo avendo durante questo pomeriggio, tra l'altro così freddo, grande soddisfazione perché il nostro è un istituto in crescita nonostante il calo demografico che si abbatte sulle scuole superiori, grande soddisfazione perché abbiamo anche avuto un riscontro enorme con questa posizione che ci vede secondi in Sicilia e unica scuola in tutta la provincia di Agrigento relativamente al progetto Edoscopio. È chiaro che è una grande soddisfazione che poggia su un grandissimo lavoro che l'Istituto sta facendo da diversi anni e che ci comporta un grandissimo impegno perché la scuola, per il ruolo importantissimo che la scuola ha nella società civile, e che ci porta proprio a dare ai nostri alunni tutto quello che possiamo per poterli fare attestare nelle alte vette della società. Sono due gli indirizzi del liceo Politi, scientifico e delle scienze umane. Sì. Gli indirizzi della nostra scuola sono due e l'indirizzo delle scienze umane è proprio quello che ci connota, diciamo, come scuola di indirizzo umanistico, e che è quello proprio in cui abbiamo avuto l'attestazione che ci ha portato ad essere secondi in Sicilia. Chiaramente non da meno l'indirizzo scientifico, che nel corso di pochi anni, perché compiamo proprio il 10° anno, che nonostante ci siano altri due indirizzi scientifici in Agrigento, altri due licei scientifici in Agrigento, ci ha visto proprio attestare e crescere nel corso degli anni, e anno dopo anno sempre di più. Pertanto anche lì grande soddisfazione, ma grande lavoro. Presentate l'offerta formativa, vi sono delle novità in particolare a cui tenete altrettanto particolarmente dal prossimo anno scolastico? Le novità sono l'indirizzo intanto socio-economico, che consente l'approfondimento proprio delle materie dell'indirizzo della giurisprudenza, che chiaramente spereremmo di poter ampliare, senza però nulla togliere all'indirizzo delle scienze umane, quello tradizionale, che chiaramente vede una connotazione liceale più profonda, e poi le novità, diciamo, che vertono su tantissimi fronti, perché tantissimi sono i progetti che noi portiamo avanti nella scuola. Per esempio oggi, tra le manifestazioni che ci sono durante questa giornata di Open Day, c'è proprio la presentazione di un libro, Vittime di mafia, che ci consente proprio di veicolare nei confronti dei nostri alunni l'amore per la lettura, nonché di consentire proprio il germoglio di semi tipo quello della legalità, così come iniziative per esempio riguardanti il teatro. Noi siamo stati, grazie alla Fondazione Pirandello, scuola pilota proprio per veicolare nei nostri alunni l'amore per il teatro e la educazione al teatro, e tante attività che ci connotano in diversi ambiti. Un'ultima domanda, voi poc'anzi avete parlato di calo demografico, che è un problema che affligge le scuole superiori. È un problema di dispersione scolastica oppure di indice di natalità ridotto? No, è soprattutto indice di natalità ridotta, ma chiaramente anche la dispersione scolastica purtroppo ancora dalle nostre parti fa la sua parte, nonostante il gioco di parole.